La soppressione della chirurgia senologica al San Bassiano finisce sulla scrivania del governo veneto. La Pedemontana ha risposto forte e chiaro alla decisione del DG Carlo Bramezza e ora la vicenda approda a Venezia su entrambe le sponde del Canal Grande. Il vicepresidente del Consiglio regionale Nicola Finco ha infatti formalizzato un'interrogazione alla Giunta Veneta perché l'Assemblea sia informata su quanto si sta facendo per porre rimedio alla riorganizzazione decisa dall'US7. Finco ha inoltre presentato una mozione che impegna il governo regionale a intervenire per ripristinare l'unità di senologia. Due prese di posizione molto importanti in questa fase della riorganizzazione decisa dall'azienda sanitaria che si pone in contrasto con quanto previsto dalle schede regionali. Si è deciso insomma di cancellare questa unità semplice dipartimentale di senologia prevista dalle schede ospedaliere, quindi votata dal Consiglio regionale, che la direzione ha deciso di sopprimere. La voce del territorio arriva così direttamente nei palazzi della politica regionale. Come territorio noi assolutamente non ci stiamo, siamo dalla parte delle tante donne che ben si sono trovate all'interno della struttura bassanese. Chiediamo anche attraverso la mozione che venga ripristinata l'unità semplice dipartimentale, perché è un dovere nei confronti dei nostri concittadini e di tante le persone insomma, che ogni anno vanno presso il San Bassiano per avere delle cure di qualità. Le critiche alla cancellazione decisa dall'ULSS Pedemontana partono dal fatto che la maggior parte degli oltre 250 interventi eseguiti nel 2021 riguardano pazienti residenti nell'area di Bassano. Pazienti che, con la centralizzazione delle attività chirurgiche a Sant'Orso, dovrebbero percorrere molti chilometri in più per raggiungere l'ospedale. Questa situazione potrebbe portare, e Finco lo sottolinea, alla migrazione delle pazienti in altre strutture e a una perdita di servizi di cura a livello territoriale. Resta infine il fattore politico e organizzativo e i rapporti fra la direzione dell'ULSS7 e il territorio. La programmazione sanitaria la fa la Regione e sinceramente la direzione non si è mai confrontata né con la quinta commissione che si occupa di sanità, e io faccio parte proprio di quella commissione, e mai nessuno mi ha parlato di questa scelta da parte della direzione generale. Quindi, visto insomma anche che in queste ore molte sono le persone, gli amministratori che mi stanno scrivendo, penso che questa sia una battaglia che il territorio deve portare avanti, e sono sicuro insomma che se il territorio sarà unito otterremo il risultato.